scarcerato il kosovaro accusato di aver stuprato su commissione una coetanea a Padova appena uscito di galera. Per la difesa la donna si sarebbe inventata tutto in attesa degli approfondimenti per l'uomo divieto di dimora nel padovano e di avvicinamento alla donna. Uccise a coltellate e mutilò l'anziana madre a Conegliano. Il 60enne Ippolito Zande Giacomo assolto perché incapace di intendere e volere. L'uomo resterà in un centro di salute mentale a Verona. Dalla Lega Fratelli d'Italia la fuga dei consiglieri regionali dal Carroccio fa scattare l'ultimatum di Roberto Marcato. Alberto Villanova rincara pronto a ogni scenario, intanto anche Barbisan sembra pronto all'addio. Denunciate dai carabinieri due minorenni responsabili della rissa in Piazza dei Signori a Padova e dell'aggressione agli agenti della locale. Hanno 12 e 15 anni, per la più grande anche il Daspo Willy. Oltre 200 giovani e giovanissimi alla festa abusiva organizzata via social da un 19enne in un ex ristorante sul Montello. Il blitz della finanza, sequestrati molti superalcolici. Sono 23 i tavoli aperti in Veneto per far fronte alle crisi aziendali, altri 17 di monitoraggio. La CGIL regionale ha illustrato i dati. Da stasera e fino a domani nuova ondata di maltempo con pioggia e forte vento, allerta idrogeologica in diverse aree del Veneto. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta edizione regionale dei nostri telegiornali. Allora partiamo dall'interrogatorio di convalida che si è svolto oggi per il cittadino kosovaro accusato di sequestro e stupro di una donna a Padova. A sorpresa la scarcerazione, la spiegazione del suo avvocato difensore che abbiamo contattato telefonicamente. Sentiamo. Ha parlato per oltre un'ora fornendo la sua versione dei fatti. Il 36enne kosovaro accusato di aver sequestrato e violentato una donna a Padova durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari ha scelto di rispondere alle domande e di parlare. Al termine dell'udienza la giudice ha disposto la scarcerazione dell'uomo con divieto di dimora nel padovano e divieto di avvicinamento alla 37enne albanese che lo aveva denunciato. L'uomo assistito dalla penalista Alessandra Nava ha raccontato la sua versione dei fatti e ha affermato di aver conosciuto la donna venerdì dopo essere uscito dal carcere dove aveva scontato una condanna di 10 mesi per reati contro il patrimonio. Sono trovati bene a passare assieme la giornata, si sono incontrati più volte nel corso del venerdì, si sono sentiti telefonicamente più volte anche per lungo tempo e hanno poi concordato, si sono dati appuntamento al giorno successivo. La donna aveva detto di essere stata contattata sabato al telefono da uno sconosciuto che l'avrebbe attirata nella trappola dicendo che il figlio era in pericolo. Poi, sotto la minaccia di una pistola, condotta in un appartamento e violentata per ore, a suo dire su commissione da parte di un uomo in Albania. Tutto un racconto che io ho evidenziato al giudice, mi pareva non fosse neanche confortato da quegli elementi che erano in atti, che peraltro mi lasciavano dubbiosa, laddove una persona che viene scarcerato il giorno stesso o il giorno dopo si rischia di commettere un reato così grave, peraltro lasciando tracce di sé dappertutto, facendo vedere dove era rintracciabile, portando la signora presso una sua amica. Non sarebbe inoltre stata ritrovata la pistola utilizzata per minacciare la donna e portarla nella casa disabitata del quartiere Palestro. Non è stata rinvenuta l'arma, la pistola con cui la signora diceva di essere stata minacciata, non c'erano segni di aggressioni fisiche e soprattutto agli atti vi erano una serie di fotogrammi perché attestano che appunto la frequentazione in questi 2 giorni è stata assolutamente pacifica e soprattutto consensuale. Il giudice ha disposto ulteriori accertamenti per verificare entrambe le versioni, ma non avendo l'uomo precedenti per violenza è stata disposta la scarcerazione. Il 36enne kosovaro inoltre, precisa il suo avvocato, non è un clandestino ma la sua posizione risulta regolare. Lo stupro di Mestre ora, mentre continuano a emergere particolari agghiaccianti su quel drammatico pomeriggio. L'avvocato di Mulas fa sapere che con tutta probabilità chiederà il rito abbreviato per il suo assistito, oltre alla perizia psichiatrica. Dovrò parlare con lui per vedere se chiedere un interrogatorio pubblico ministero, perché ci sono alcune cose a parer mio che adesso mi voglio ancora tenere per me che vanno precisate, e poi voglio capire se in vista dell'udienza preliminare, dove chiederemo sicuramente un rito abbreviato al 99%, se lo dovremmo subordinare a una perizia psichiatrica, ma penso proprio di sì. Devo vedere le patologie da cui è
e affetto, i disturbi della personalità, eccetera, eccetera. Oltre dunque alla perizia psichiatrica, che finora non sarebbe mai stata richiesta né effettuata, il difensore di Mulas, il 45enne accusato di aver stuprato la bambina di 11 anni a Mestre, chiederà con tutta probabilità il rito abbreviato, che in caso di condanna prevede la riduzione di 1/3 della pena. Secondo gli inquirenti, il 45enne, ora nella casa circondariale di Gorizia in un'ala per detenuti colpevoli di reati sessuali, avrebbe aspettato la piccola vittima all'uscita della palestra, seguendola prima quando è salita sull'autobus, poi quando ha preso la coincidenza con il tram e infine nel breve tratto a piedi verso casa dove si è consumata la brutale violenza. Un inseguimento durato circa una quarantina di minuti. Un testimone infatti avrebbe raccontato di averlo riconosciuto dalle fotografie proprio all'esterno della palestra. Segnalazione che i carabinieri stanno cercando di verificare anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Altro aspetto da chiarire poi è se Mulas cercasse proprio lei o una ragazzina qualsiasi, magari quella a suo avviso più fragile. In passato avrebbe sempre agito seguendo il criterio della selezione casuale. Ma mentre emergono nuovi dettagli su quel tragico pomeriggio, il pensiero anche del patriarca Moraglia continua ad andare alla piccola vittima e al suo dolore. Pensando che questa ragazzina tornava semplicemente da una giornata di scuola, facendo le cose normali, abituali, in luoghi, in orari trasparenti, ecco, e quindi questa difficoltà, ecco, che notiamo soprattutto nei confronti delle donne, ma in questo caso specifico di una bambina, ecco, ci fanno molto riflettere su quello che dicevamo prima, appunto, il rispetto. Il rispetto è fondamentale a tutti i livelli, perché quando manca il rispetto allora c'è la legge del più forte e la legge del più forte diventa la legge del lupo nei confronti degli agnelli. Andiamo a un altro caso: uccisa, accoltellata e mutilò l'anziana madre a Conegliano, 60enne assolto perché incapace di intendere e volere. L'uomo resterà in un centro di salute mentale a Verona. Non è imputabile, gravemente affetto da una forma di schizofrenia paranoide. Per questo Ippolito Zandegiacomo è stato assolto dall'accusa di omicidio volontario. Si trova e rimarrà presso la REMS di Nogara, il centro di salute mentale per autori di reati. Ogni 10 anni la sua situazione psichica verrà rivalutata. Si chiude così il terribile capitolo dell'efferato delitto avvenuto a Conegliano il 24 ottobre 2022, quando il 60enne uccise barbaramente con 20 coltellate la madre, Maria Luisa Bazzo, 87 anni, e squartò il gatto. L'uomo, nella sua follia, aveva spiegato ai magistrati che sentiva delle voci che gli ordinavano di fare delle cose. A chiamare i carabinieri quel terribile giorno, lo stesso Zandegiacomo, una volta sul posto, nell'appartamento al terzo piano di una palazzina al civico 105 di via Einaudi, i militari dell'Arma trovarono la porta sbarrata e il 60enne che minacciava il suicidio. Quando riuscirono ad entrare, si trovarono di fronte ad una scena drammatica. In una stanza, il corpo della madre, la gola tagliata, le mani quasi mozzate. Una voce mi ha guidato ad uccidere mia madre. Non volevo farlo perché le volevo bene. Non so cosa mi sia successo perché lei era il mio punto di riferimento. Furono queste le prime parole dette dopo aver massacrato l'anziana madre. Arrestato 2 mesi dopo in carcere, tentò di togliersi la vita tagliandosi con il coperchio di una scatoletta di tonno. Fu salvato in extremis. La pubblica accusa e difesa hanno concordato sul fatto che Zandegiacomo, in base alle perizie, rimane socialmente pericoloso. Per questo motivo il pubblico ministero per Mugnan ha chiesto che l'imputato rimanga a REMS di Nogara, una richiesta alla quale si è associata anche la difesa rappresentata dall'avvocato Danilo Riponti. Ora è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, assolto per infermità mentale. La politica adesso, dalla Lega Fratelli d'Italia, il caso dei consiglieri regionali in fuga dal Carroccio e corteggiati dai meloniani fa scattare l'ultimatum di Roberto Marcato. Alberto Villanova rincara, pronto a ogni scenario, intanto però anche Fabiano Barbisan sembra pronto all'addio. Questa è l'Assemblea dei Veneti, è il Parlamento dei Veneti, suolo sacro.
È inaccettabile quello che abbiamo visto in questi giorni. Per quanto mi riguarda, ci dovesse essere un altro passaggio dalla Lega a Fratelli d'Italia o a Forza Italia, da qui alla fine della legislatura la maggioranza muore e muore anche l'alleanza per le prossime elezioni. Tutto questo è inaccettabile. Impossibile pensare che Bulldog Marcato non indossasse l'armatura per lanciare l'ultimatum a Fratelli d'Italia, a Forza Italia e ai possibili nuovi transfughi, perché l'emorragia non sembra finita, ma dopo Marco Andreoli e Silvia Rizzotto un altro salto dalla Lega farebbe traboccare il vaso. Antena 3 aveva anticipato tutto più di un mese fa con un servizio che il 14 marzo iniziava così. Uno smottamento a destra potrebbe essere imminente a Venezia e a rilevarlo idealmente sono i sismografi di Palazzo Ferrofini. Il passaggio di alcuni esponenti regionali dalle file zaiane lighiste a quelle meloniane non sarebbe solo fantapolitica. Nel veronese in pole position ci sarebbe Marco Andreoli, nella Marca trevigiana Silvia Rizzotto. I nomi di Marco Andreoli e di Silvia Rizzotto dunque erano già sul piatto, come quello di Fabiano Barbisan, che però allora negava ogni velleità. Assolutamente no. Anche perché alla mia, giovane età, 71 anni compiuti, non è che abbia tante velleità di andare sotto altri ombrelloni. Ecco. Chissà se in un mese qualcosa è cambiato. Il suo nome infatti sembra tornato in rampa di lancio per il salto. Voci sempre più insistenti lo danno molto vicino all'addio al Carroccio e non sarebbe l'ultimo. Per i maligni o i realisti trattasi della paura del dopo Zaia e della sfida all'ultimo voto con Fratelli d'Italia. Se si preannuncia un forte ridimensionamento di consiglieri leghisti nel post voto, perché non cercare fortuna altrove? Ingrati li ha chiamati lo stesso Zaia, che è tornato a invocare il vincolo di mandato. Il partito cerca di fare quadrato, Marcato evoca la fine dell'alleanza, il capogruppo Alberto Villanova rincara. Dobbiamo essere pronti a ogni scenario, attacca in una nota, sempre con la schiena dritta e senza alcuna paura. Chi pensa di indebolirci in Regione Veneto o fermare la nostra traiettoria si sbaglia. Sono mesi, continua, che aspettavamo di vedere chi per primo se ne sarebbe andato. Ora che è successo ci stringiamo attorno al nostro presidente Zaia, al nostro segretario Stefani e andiamo avanti. Nessun commento dal segretario regionale dei Meloniani Luca De Carlo, da tempo impegnato a evitare troppi strappi, ma non potrà durare a lungo. L'esito del primo duello, quello sul candidato alla presidenza per il centrodestra, è dietro l'angolo. Lo ha ricordato il sondaggio lanciato da Ring, che alla domanda su chi dovesse guidare la compagine ha visto prevalere peraltro proprio Fratelli d'Italia con il 56,5% contro il 43,5% della Lega. Suggestione o previsione poco conta, i coltelli sono ben affilati. Torniamo alla cronaca. A Padova, denunciate dai carabinieri 2 minorenni responsabili della rissa in Piazza dei Signori. 12 e 15 anni eppure già così avvezze a comportamenti violenti. Le protagoniste della rissa di Piazza dei Signori a Padova sono 2 minorenni che, nonostante la loro giovanissima età, hanno precedenti. Hanno aggredito una sedicenne senza alcun motivo, poi hanno picchiato gli agenti della polizia locale intervenuti per sedare la rissa. Queste ragazze l'hanno aggredita da dietro, l'hanno messa a terra, l'hanno picchiata con calci e pugni. E dopodiché una pattuglia della polizia locale che stava transitando in Piazza dei Signori per altri motivi è intervenuta per sedare la rissa. Chiaramente si è trovata in difficoltà e quindi ha richiesto l'intervento delle altre forze di polizia. Le 2 minorenni vivono a Padova, sono state denunciate per lesioni personali nei confronti della sedicenne aggredita. La più grande delle 2 deve rispondere anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel video circolato sui social la si vede accanirsi contro la vigilessa colpendola con calci e pugni. Sono italiani ma di origini straniere. Sono ragazze che purtroppo si sono evidenziate anche per comportamenti analoghi in passato, quindi parliamo di lesioni, di rapina, di percosse. Ovviamente occorre svolgere nei confronti di queste ragazze un'attenta azione educativa che parta dalla famiglia, dai servizi di assistenza, e anche le forze di polizia devono intervenire in chiave preventiva, così come stiamo facendo nelle scuole attraverso numerosi incontri. Le 2 ragazze sono state identificate grazie ai filmati e alla testimonianza della vittima. Ci sarebbe però anche una terza minorenne coinvolta nella violenza, i 2 agenti della polizia locale che per primi erano intervenuti sabato sera in Piazza dei Signori. In quel momento l'area del centro era presidiata dalle pattuglie dei carabinieri secondo il piano di controllo coordinato del territorio. Ricevuta la richiesta di ausilio da parte della polizia locale,
una nostra pattuglia del radiomobile dopo pochissimi minuti è intervenuta a dare manforte. Per la quindicenne è stato disposto anche il Daspo Willy della durata di 3 anni col divieto di accesso all'area urbana, agli esercizi pubblici e ai locali di tutta l'area del centro di Padova. La ragazza a dicembre era stata inoltre protagonista di un altro episodio simile davanti al centro commerciale Ipercity di Albignasego, dove aveva opposto resistenza e insultato i carabinieri riprendendoli con il cellulare. Anche per quei luoghi è stato disposto il Daspo Willy di 3 anni. La quindicenne è stata denunciata alla Procura della Repubblica dei minorenni di Venezia per i reati di resistenza pubblico ufficiale e diffamazione aggravata dall'utilizzo dei social network. Festa di carnevale abusiva sul Montello, sorpresi dalla finanza in un ex ristorante, 220 ragazzi. Dopo aver avuto notizia attraverso il monitoraggio dei social dell'organizzazione di questo evento sulle colline del Montello, abbiamo deciso di pianificare un intervento garantendo un adeguato effetto sorpresa. Ed è una sorpresa davvero quella che le Fiamme Gialle di Treviso insieme ai Vigili del Fuoco hanno fatto ai 220 ragazzi riuniti all'ex ristorante Dametto sulla strada panoramica a Nervesa per una festa di carnevale totalmente abusiva, di cui comune ed enti preposti erano all'oscuro. A organizzarla un 19enne di Arcade che è stato denunciato alla procura per violazioni in materia di sicurezza, in particolare antincendio. Niente indicazioni delle vie di fuga, né segnaletica né estintori revisionati. I superalcolici, quelli sì, c'erano. Abbiamo trovato anche 3 casi di somministrazione a ragazzi di età inferiore ai 18 anni, per cui sono scattate le violazioni e le segnalazioni alla prefettura di Treviso. Violazioni che prevedono sanzioni fino a 2.000 euro. Non basta, al lavoro c'erano addetti al guardaroba, alla somministrazione degli alcolici, alla sicurezza e un DJ. Il tutto eludendo le norme fiscali e sul lavoro, per non parlare della SIAE. 15 euro il biglietto d'ingresso in prevendita, per un incasso, ci vuol poco a calcolarlo, di oltre 3.000 euro. Una bravata che costerà cara al 19enne che l'ha organizzata e pubblicizzata. Un giovane ragazzo che si è inventato questa festa, io spero l'abbia fatto in buona fede, voglio sperare, perché altrimenti pensare di fare queste cose qua con l'intento proprio di eludere tutte le verifiche sarebbe ancora più grave. Le feste abusive sono sempre più frequenti, territori come il Montello si prestano a raduni in contesti isolati e il Comune promette massima attenzione, lanciando un appello a cui si associa anche la Guardia di Finanza. Faccio un appello ai ragazzi, non cercate le vie brevi per fare queste feste, per raganellare qualche soldino, fate le cose fatte bene, gli uffici del Comune sono sempre disponibili per capire un attimo come devono essere fatte queste cose, per rispettare le norme, e guardate che la salute è una sola, quindi state ben attenti. E ci si può divertire rispettando le regole. Una nuova fase di maltempo in arrivo, in particolare zone montane e pedemontane. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse dalle 18 di oggi alle 18 di domani. Stato di attenzione, allerta gialla per il bacino Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, e per criticità idrogeologica nei bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, Adige Garda e Monti Lessini. Quindi attenzione da questa notte. Numerosi invece i tavoli aperti in Veneto per far fronte alle crisi aziendali. La CGIL regionale ha illustrato i dati su cassa integrazione e licenziamenti. Noi oggi abbiamo 23 tavoli di crisi aperta in regione più 17 di monitoraggio. Sono situazioni molto diverse tra di loro. Emerge il metalmeccanico con 1/3 di queste situazioni, poi abbiamo la moda, ma abbiamo anche il commercio e anche la logistica con i cambi d'appalto che sono complessi. Questa situazione è purtroppo in crescita e coinvolge oltre 10.000 lavoratori. I dati esaminati dalla CGIL regionale su cassa integrazione e licenziamenti sono preoccupanti. Nel 2024 sono state autorizzate il 44% di ore in più rispetto al 2023 di cassa integrazione ordinaria. Ad oggi sono 221 le aziende che hanno presentato istanza per la composizione negoziata della crisi, che dà più tutele ai lavoratori. Tra i casi recenti più eclatanti anche quello di Coina Vicenza. L'azienda, nel caso in cui debba chiudere il punto vendita, che speriamo non avvenga ovviamente, ha detto che non licenzierà nessuno e ha proposto il ricollocamento presso gli altri punti vendita, quelli più vicini, che sono almeno quelli di Padova e di Mestre.
Il problema è che, ripeto, molti colleghe che hanno famiglia ovviamente rappresenterebbe un problema. Da Vicenza a Castelfranco, dove per i dipendenti della Berco si sta cercando una soluzione. Noi adesso siamo in cassa integrazione fino al 4 di maggio e finita questo termine avremo ancora probabilmente un residuo a disposizione, ma si interromperà la cassa perché ci saranno anche là, come ci avevano annunciato precedentemente, delle uscite. Comunque si terrà sempre la volontarietà del dipendente all'uscita, che penso che questo sia già un risultato importante. A queste situazioni si aggiunge l'incognita dazi. La nostra regione e le esportazioni verso gli Stati Uniti rappresentano il 10%, però abbiamo settori che sono molto votati a questo mercato, che sono soprattutto quelli della moda, dell'occhialeria, e quindi avremo delle ripercussioni importanti. Era l'ultimo servizio per questa edizione, tra poco le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Venezia. Una buona serata, arrivederci.